Amiche e amici di Castelfranco Veneto e non solo, 2 mesi fa il teatro accademico chiudeva per l'emergenza coronavirus. È stato un periodo difficile per tutti, pieno di ansie e di preoccupazioni. Oggi però c'è voglia di ripartire e quindi anche il teatro accademico vuole riprendere la sua attività, anche se ovviamente a porte chiuse e online, con una serie di manifestazioni, di rappresentazioni musicali, teatrali, di prosa, di racconti e quant'altro. Questo servirà ovviamente per portare anche nelle vostre case un momento di gioia e un momento di felicità. Ringrazio ovviamente gli artisti che si sono resi disponibili per questa manifestazione. Inizieremo alla grande, inizieremo con il nostro grande chitarrista Alberto Mesirca. Ovviamente le manifestazioni e le registrazioni proseguiranno con altri 5 incontri, ma non solo, perché è nostra intenzione proseguire anche per tutta maggio. Abbiamo anche in questo senso avviato una serie di contatti con altri artisti che si renderanno disponibili. Quindi la cultura è certamente anche in periodo di crisi essenziale, perché come diceva anche il grande filosofo Aristotele, la cultura nella buona sorte è un ornamento, ma è un rifugio sicuro nell'avversità. Non mi resta quindi che augurarvi una buona visione. Salve a tutti, sono Alberto Mesirca e sono felicissimo di partecipare a questa manifestazione Amici per Castelfranco e ringrazio l'assessore Pivotti per avermi invitato a partecipare. Vorrei iniziare la puntata di oggi, che è la prima puntata, con una fuga di un grandissimo autore dell'epoca barocca, il tedesco Johann Sebastian Bach, che ha scritto molte opere dedicate al liuto, molte suite e anche una fuga che viene catalogata col numero BWV 1000 che vorrei suonare per voi oggi.
Ora vorrei continuare con tre composizioni di un autore barocco dell'area napoletana, Domenico Scarlatti, che ha principalmente scritto per il suo strumento, ossia il clavicembalo. E Scarlatti è stato un autore che è vissuto principalmente prima a Napoli e poi in Spagna, a Madrid, dove ha lavorato come tutore e docente della Infanta di Spagna, alla quale ha dedicato le sue 555 sonate, e molte delle quali sono state trasposte per la chitarra proprio perché già di per sé richiamavano il carattere del folklore spagnolo, e quindi è probabile che Scarlatti fosse rimasto ispirato dalle chitarre flamenche che sentiva per le strade di Madrid. Quindi vorrei suonare per voi questa sera tre sonate di Domenico Scarlatti.
Grazie mille per avermi ascoltato e vi do appuntamento a domenica 3 maggio per un secondo e ultimo appuntamento dedicato alla chitarra e Amici per Castelfranco. Grazie mille, arrivederci. La serie Amici per Castelfranco Veneto è partita alla grande. Oggi abbiamo assistito a un grande concerto di Alberto Mesirca che ringrazio con tutto il cuore. A me non resta che darvi appuntamento alla prossima puntata con Marco Balestracci, il 1° maggio alle ore 18.